Da Enrico Cogela e benvenuti a Torino, Pala Maggiore di Leini, L84 Benevento, prima giornata di Serie A. Questa sera riparte lo spettacolo della Serie A, l'L84 per dimostrare di essere ancora di più una corazzata del nostro campionato, il Benevento per regalarsi un esordio da sogno dopo la promozione stellare dello scorso anno. Ed ecco le due squadre che fanno ingresso sul parquet del Pala Maggiore di Leini. Andiamo subito a scoprire chi saranno i protagonisti della sfida di questa sera, partendo dalle scelte di mister Paniccia. Ovviamente sponda l'84 che va a completare il suo reparto dei portieri con 22 Tondi e 19 Pasculli, poi 5 Rescia, 6 Tuli, 7 Fortini, 10 Capitano Hosico, 13 Braga, 18 Coco Wellington, 21 Murilo Schiocchè, 8 Sicheira, 70 Rocia e 80 Raguso. Mentre per quello che riguarda le scelte di mister Centonza abbiamo col numero 1 Matteus e 12 Luberto, ex della gara, 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 10 Milucci, 9 Capitan Botta, 11 Carabellese, 17 Arvogno, 20 Guerra, 21 Pastore, 32 Ciullo e 77 Colletta. C'è ovviamente una terza squadra in campo, ossia quella inquadrata, quella dei direttori di gara, che saranno per l'occasione Plutino di Reggio Emilia e Sgueglia di Finale Emilia al Crono Filippi di Bergamo. Inizia così una nuova stagione del nostro massimo campionato. Salutiamo le tre neopromosse Benevento, di scena questa sera al Pala Maggiore di Leini, Petrarca Padova e Manfredonia Calcio 5. Mentre l'L84 ha messo nel mirino le zone alte della classifica, come già ha fatto la scorsa stagione, raggiungendo la finale di Supercoppa italiana nell'alba della stagione appunto 2023-2024, giocata qui al Pala Maggiore di Leini, dove la Feldi Eboli vinse in finale proprio contro i verdeneri. Poi semifinale scudetto persa contro il Napoli in gara 3 al termine di una partita bellissima, finita 5-4 in favore dei partenopei. E poi semifinale di Coppa Italia raggiunta anche dai verdeneri, che hanno trovato un mercato di spessore durante l'estate tra le due stagioni, arrivati a Torino. Vinicius Rocia, uno dei fenomeni più importanti del futsal mondiale, insieme a Murilo Schiocchè e Lucas Braga, con tanti giovani dell'Academy dell'84 partiti in prestito. Mentre il Benevento questa sera dovrà fare molta attenzione per il suo esordio in Serie A. Mancano diversi nomi grossi nelle fila giallorosse, non c'è Lollo Suaso e non c'è Ramon per la squalifica che devono ancora scontare dalla scorsa stagione. Mercato che ha portato invece a Benevento Stigliano, Carabellese, Colletta e Luberto, ex della partita, per lui una vita. Nell'84 ma le squadre hanno già preso possesso del parquet e l'84 che partirà con Tondi tra i pali, Tuli, Rocia, Rescia e Fortini. Mentre per quello che riguarda il Benevento vediamo Matteus tra i pali, Botta ultimo, Colletta, Stigliano e Milucci. Tutto pronto sul parquet, si attende solo l'ok da parte dei direttori di gara, che sancirà l'inizio della sfida tra L'84 e Benevento, dando così il via alla stagione delle due squadre che hanno chiaramente obiettivi diversi, ma che vorranno sicuramente dare il massimo questa sera sul parquet. C'è il fischio, via, si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Benevento, con il Benevento che gira il primo possesso della sua stagione. Con calma Tondi, in verticale a cercare Rocia nella sua zona di competenza. Fortini, Rocia, spazio per Rescia, visto e servito. Palla in parallela per la corsa di Giuliano Fortini, legge Stigliano che allunga il fallo laterale. Gioca Tuli, palla sopra verso Rocia al volo, non trova lo specchio della porta. Prima conclusione dopo 19 secondi del ciclone
Tropicale. Possesso Benevento, Matteus in avanti, controlla male, però Arvonio se ne va il pallone, palla in avanti. Fortini, Rescia, Fortini. Rocia scappa dalla pressione di Milucci, poi scarico per Tuli, legge bene però Milucci che si gira, Rocia lotta insieme a lui, alla fine Milucci vince il duello. Botta, scarico ancora per Milucci, Arvonio. Da Matteus. Pallone in verticale, deve uscire Tondi che ci arriva con il petto, poi Tuli. In verticale da Rocia. Regge la sfera, punta a Botta, raddoppiato, si rifugia da Tuli. Fortini. Prova a prendere campo, lascia lì per Tuli, si chiudono 1-2, guarda per un attimo la porta Fortini. Botta gli porta via bene il pallone, possibile transizione del Benevento con Stigliano, deviazione, palla in out, primo angolo della partita, si fa vedere dalle parti di Fabio Tondi il Benevento con Stigliano. Palla dentro verso Botta, letta da Rocia, poi Stigliano. Calcia col sinistro, alta deviazione, questa volta di Maxi Rescia, palla in out e alto giro dal corner per il Benevento che è partito benissimo. Questo primo minuto di gioco al Pala Maggiore di Leini. Palla centrale, colpo di testa da parte di Stigliano che cercava di girare il pallone verso la porta di Tondi. Richiesta una palla più bassa a Milucci per cercare di impensierire il portiere dell'84 votato come miglior portiere della scorsa stagione. Si distende ora la squadra verdenera con Rescia che rientra, poi scarico per Rocia. Regge la sfera, chiama la giocata a Tuli, ruota anche Fortini. Non si capisce però con Tuli che voleva attaccare la profondità, palla in out, respira il Benevento. Botta da Milucci, ancora Botta, rischia su Rocia, alla fine Matteus fa solo il pallone, poi sguardo in avanti, Fortini buono in anticipo, palla in out, applausi della panchina dell'84 per Giuliano Fortini. Gioca il Benevento. Botta, Stigliano. Palla centrale per Milucci, scambia con Arvonio, si riparte da Botta. Milucci, Botta, rischia sulla pressione di Rocia, poi scarico Stigliano che va in profondità, non può arrivarci Arvonio. Saldamente il pallone tra le braccia di Tondi. Fortini. Isolamento con Stigliano. Poi scarico, Rescia, Tuli. Prova a cambiare lato, Arvonio trova il pallone col mancino, lo incolla e scarica per Milucci che prova a sgasare sulla banda di sinistra. Tuli taglia fuori, Tondi Tuli, di prima per Fortini che ha spazio da attaccare, 3 contro 2 è possibile per l'84, palla per Rescia che non riesce a controllare con il primo tocco, esce bene Matteus che scaraventa il pallone direttamente in out, palla leggermente lunga per Maxi Rescia da parte di Fortini, pericolosa. La transizione dell'84 che prova a alzare i cicli del motore. Tuli centrale, poi Rocia lotta, alla fine Tuli vince il rimpallo. Rescia, scarico Tuli. Fortini, altro isolamento, questa volta con Botta, palla centrale, non la legge Rescia, Botta lascia scorrere direttamente in out, la rimessa. E per il Benevento, secondo Pluttino. Stigliano sul punto di battuta. Botta. Milucci attaccato forte da Rescia, si deve rifugiare da Matteus che rischia ma trova bene nuovamente Milucci che spinge la transizione, palla in verticale alle spalle, difficile da controllare per Stigliano, ex Sporting Sala Consilina. Tuli con calma. Rescia, Fortini, ancora Rescia, Tuli per Fortini. Raddoppio su di lui, deve scappare dalla pressione di Stigliano.
Lo fa andando da Tondi dopo il tocco dello stesso Stigliano. Rescia scava il pallone per Rocia che regge su Botta. Scarico Rescia in verticale per la corsa di Tuli, può inseguire il pallone, Tuli ci arriva ma non lo tiene in campo. Ancora un po' di imprecisione nella fase di ricerca della profondità da parte dell'84, che attira su di sé la pressione alta del Benevento e poi prova a cercare lo spazio fisiologicamente lasciato dai giallorossi in fase difensiva. Dentro capitano Zico e fa il suo ingresso anche Murilo Schiocchè. Pallone in avanti, cercare Rescia, troppo lungo però, non si capisce Rescia con Fabio Tondi. Prime rotazioni anche sulla panchina del Benevento. Dentro Guerra e dentro De Crescenzo, che riceve ora il primo pallone della sua partita. Botta in verticale per la corsa di Guerra, deve leggere quel pallone Osico, lo tocca in qualche modo Rescia, poi Tondi se lo ritrova in mano. Occhio a Osico, cambio lato, Murilo, Rocia si butta dentro Murilo, isolamento Rocia Botta, chiama la giocata Rocia che aspetta, poi si gira, se ne va Rocia, che parata di Matteus. Botta spinge la transizione, attaccato da Rocia che lo mette giù, c'è il primo fallo della partita. Bellissima giocata di Vinicius Rocia, lo sappiamo, quella è la sua mattonella. Cerca lo spazio, si gira nel sinistro forte, buona parata di Matteus. Gioca il Benevento, Botta, De Crescenzo, scava il pallone, di testa Rescia, poi Guerra bene da Botta, Arvonio, cambio di lato, si gira bene Guerra, prova a tornare da Arvonio che non legge la giocata, lasciando scorrere il pallone, non c'era De Crescenzo, respira l'84, fuori Rescia, dentro Raguso, mentre è pronto anche Lucas Braga. Osico, Murilo, ancora Osico, Rocia con spazio, sfida Botta, doppio passo, tunnel di Rocia ma Botta rinviene, poi prova a spingere la transizione saggiamente, aspetta e riparte da Guerra, attaccato da Murilo Schiocchè, poi Botta prova a prendere spazio per i centrali, passa Botta, scarico per Tommaso Colletta. Guerra se ne va solo per un attimo, Rocia in scivolata, palla in out, rimessa a Benevento. Fuori Rocia, dentro Braga, come dicevamo anche lui è arrivato quest'estate nella finestra di Futsalmercato dopo la sua parentesi alla Feldieboli con cui ha vinto uno scudetto 2 stagioni fa. Per tanti anni che l'84 provava a portare a Torino Lucas Braga, che ha un passato in Piemonte con l'Asti. Bella palla di Osico per Murilo, di prima verso Braga che mette giù ma non riesce a calciare, poi si riparte da Osico. Blocco di Raguso, Osico, Murilo prova a imbucare, non vince il rimpallo, Colletta deve spazzare il pallone dopo che l'ultimo tocco era stato il suo. Sponda di Tondi, Raguso, Osico, Murilo, Osico, travola per lui Raguso, 1-2, Osico a rimorchio per Raguso, Botta salva tutto, ancora Raguso, guarda la porta e poi scarico per Murilo, prende spazio Murilo, la blocca Matteus. Botta, Colletta in verticale, lascia scorrere Osico, palla in out, nessun problema per l'84. Tondi con calma, Murilo, Osico, sfida Guerra, poi cambio di lato per tornare da Mattia Raguso. Palla centrale letta da Colletta che diventa per un attimo pericolosa, Murilo e poi Tondi. In verticale con il destro da Braga, Matteus esce con un tagliafuori un po' rischioso, ma alla fine il pallone scivola direttamente sul fondo, nessun problema per il Benevento, sempre 0-0 quando mancano 13 minuti e 16 secondi alla fine del primo tempo. Matteus lungo, De Crescenzo prova a metterla giù, con calma Raguso direttamente da Tondi. Osico vorrebbe lo scarico in parallela, non si muove Murilo. Raguso in verticale da Braga che regge molto bene il pallone, poi si gira, sempre Braga vuole spazio, se ne va Braga, spinto da Botta. Primo fallo
del Benevento, anzi no, prima dell'intervento del capitano del Benevento il pallone era uscito e sarà quindi semplice rimessa per i giallorossi che giocano. Mateus, prima linea altissima dell'84, Colletta, attaccato da Raguso che per poco non gli porta via il pallone, Colletta senza fronzoli direttamente da Tondi. Osico, palla in verticale per Braga che lavora bene, riparte da Osico, pallone non è uscito, isolamento con De Crescenzo, rientra Osico, poi scarico, legge bene Guerra che prova ad autolanciarsi, sempre Guerra, vuole andare fino in fondo, si gira bene, calcia Guerra, Tondi, bella parata, poi Murilo a ripulire l'area di competenza allungando il pallone direttamente in out, ruleta e sinistro per Lorenzo Guerra, classe 2003 del Benevento, che comunque cerca di far male l'84 quando ha spazio per ripartire in transizione. Ecco Guerra, sfida Murilo, cambio lato De Crescenzo, Botta, Guerra scarico, Botta, Colletta, Botta, Guerra di prima, legge Osico, appoggio non capito però da Raguso, Colletta prova a sgasare sulla banda di sinistra, finta e poi si riparte con il cambio di lato da Botta. Guerra, isolamento con Raguso, prova a passare, chiude bene Mattia Raguso che voleva la rimessa per l'84 col pallone che era molto vicino alla linea laterale. Alla fine sarà possesso per il Benevento. Che gioca Botta, Stigliano appena rientrato, palla in verticale, De Crescenzo regge e prova a ripartire da Stigliano, pallone arretrato, si dispera De Crescenzo, possesso l'84. Coco con i primi minuti della sua stagione per una prima annata travagliata nell'84, due infortuni che l'hanno tenuto fuori in diversi momenti importanti della stagione. Braga si gira bene, Braga poi imbuca per Coco, Guerra legge benissimo il suggerimento di Braga e allunga direttamente in out. Buona la giocata del nuovo pivot dell'84, altrettanto buona la lettura di Lorenzo Guerra. Coco scava il pallone, De Crescenzo di testa allontana la minaccia, poi Rescia lotta con Colletta che viene esteso però da Giuliano Fortini. Secondo fallo dell'84 a 11:11 dalla fine del primo tempo. Botta rischia trovando però la deviazione di Coco. Ora Botta va al cambio, Milucci dentro a prendere le veci da ultimo. Stigliano, Milucci in verticale, non controlla Arvogno, Tondi con calma, Tuli rischia ma va da Fortini. 4-0 per l'84, Rescia, Coco, Rescia, Tuli, ancora Rescia, Fortini, Tuli, Fortini, Rescia con spazio, rientra, scarico, Coco, pallone in verticale per la corsa di Tuli che scappa dalla pressione, tiene in campo la sfera e riparte da Fortini. Rescia, cambio di lato per Tuli con un po' di spazio, lascia lì a Coco, Fortini prova a calciare, male con il destro, palla in out, nessun problema questa volta per Mateus. Che va lunghissimo un'altra volta a cercare sempre Arvogno, che però non ha né il trampolino né il motorino, non può arrivarci. Possesso de facto regalato l'84. Fortini per Rescia, Coco, Fortini, si muove Tuli in verticale, ignorato, Coco, ora sì che il pallone cerca Tuli che prova la suolata di prima intenzione cercando di servire il possibile inserimento da parte di Giuliano Fortini. Idea sporcata, riparte l'84 con Coco. Tuli, isolamento con De Crescenzo, sfida tra numeri 6, Tuli prova a sgasare con il doppio passo, De Crescenzo tocca il pallone direttamente in out, rimessa laterale vicina, parente di un calcio d'angolo, ha chiamato la giocata Tuli.
palla fuori per Rescia, calcia Rescia, deviazione credo di un giocatore del Benevento, non di Matteus. Rivediamo, sì, con la spalla sinistra il tocco di Milucci, c'era comunque Matteus in traiettoria, palla centrale a cercare Maxi Rescia, ancora Milucci a coprire la zona difensiva del Benevento. Doppia occasione importante per l'L84 quando è scoccata la metà della prima frazione, sempre 0-0, palla sopra verso Tuli che la mette giù, imbuca Tuli, Coco lascia lì per Rescia, calcia col sinistro, De Crescenzo, poi Rescia ancora prova a lottare, De Crescenzo la tocca, alla fine Matteus esce e fa sul pallone, poi va lunghissimo a cercare la profondità, Tondi esce bene, Coco legge bene Stigliano, aspetta e riparte da De Crescenzo. Milucci, Arvogno di prima, trova bene De Crescenzo, attaccato da Coco, si gira, De Crescenzo se ne va, prova ad imbucare, Tuli legge e provvede, predica calma Fortini, palla a metà strada, Fortini si rifugia da Tondi. Rescia, Fortini, riparte il 4-0 verde-nero, Tuli, Rescia, ecco Coco, scambio con Tuli, Coco si impegna e la tiene in campo. Tuli, Coco, Fortini, va indietro, Tondi non può toccare il pallone e con tanta calma lascia scorrere la sfera direttamente in out. Momento di confusione per l'L84, angolo invece per il Benevento che dopo 11 minuti è ancora sullo 0-0 al palla maggiore di Leni. Palla sopra, Stigliano mette giù, calcia Stigliano sul secondo palo cercando la possibile deviazione da parte di Milucci, fuori Coco, dentro Rocia, riparte l'L84, Tuli, Rescia in verticale, Rocia, si gira Rocia, calcia Rocia, ha segnato l'L84, ha segnato Vinicius Rocia, 8:38 alla fine del primo tempo. Quella è la giocata del ciclone tropicale verde-nero, 1-0. Si presenta così il numero 70 dell'L84 davanti al suo pubblico con la sua firma più pregiata, grandissimo gol di Rocia, vantaggio dell'84. Abbiamo detto, la giocata è quella per il numero 70, isolamento sulla banda di destra in favore dell'84, si regge il pallone, si rientra, sinistro magico e 1-0. Time out per il Benevento, stop sul parquet, stop anche per noi. È suonata la sirena che ha richiamato in campo le due squadre dopo il time out di mister Centonze e dopo l'1-0 dell'L84 siglato Vinicius Rocia. Rescia bene, Fortini direttamente da Tondi, primo fallo della partita del Benevento sulla spinta di guerra ai danni di Rescia. Palla sopra per Murilo, Murilo sbuccia il pallone col sinistro, bella intesa tra Murilo e Rocia, col 21 che però non trova l'impatto giusto con la sfera. Matteus, botta, Stigliano in verticale di prima intenzione, Rescia di testa, raccoglie però Guerra in verticale, Milucci scappa e serve botta,
Stigliano, isolamento con Fortini, imbuca Stigliano, centra le gambe di Giuliano Fortini in questa sfida tra numeri 7, rimessa Benevento. Palla fuori, Botta, Guerra, isolamento con Murilo, Botta, Guerra e poi Milucci. Scarico per Botta, Stigliano sulle sue tracce Rescia, all'indietro Stigliano da Botta che si libera di Rocia, sempre Botta prova a cambiare lato, trova Milucci per un attimo, Rocia lavora bene, poi va da Tondi che non si fida di nessuno scarico, deve allungare il pallone direttamente in calcio d'angolo, si fa rivedere il Benevento. Palla fuori per Stigliano che calcia, Rocia la tiene e prova a spingere la transizione, scava il pallone per la corsa di Murilo, in palleggio Murilo, prova a calciare Murilo, ancora una volta col sinistro, non trovando però per la seconda volta consecutiva lo specchio della porta, c'è stata deviazione, palla fuori per Rescia, controllo acrobatico, poi Fortini dopo il tocco di Murilo Schiocchet, lotta Fortini, l'ultimo tocco il suo, la rimessa è per il Benevento, non convinto Giuliano Fortini, per usare un eufemismo, con calma Stigliano. Palla in avanti verso la corsa di Guerra che non può arrivarci, sarà rimessa laterale, non rinvio dal fondo come fa cenno il secondo arbitro Sgueglia. Murilo sul punto di battuta. Raguso, Osico, prende campo poi torna da Raguso, Murilo, scarico Raguso, Rocia, anticipato bene da Stigliano che prova a calciare sul primo palo, applausi per Fabio Tondi, bella conclusione da parte di Stigliano, altrettanto bella la parata di Fabio Tondi. Lo stesso Stigliano sul punto di battuta, palla sopra, cercare Botta che la mette giù col petto, Raguso legge, Botta calcia molto male non trovando la porta, palla in verticale per la corsa di Murilo, col lancio di Tondi che arriva alle spalle ancora una volta del numero 21 che non può controllare, possesso regalato al Benevento. Botta, Guerra, Colletta, ancora Botta, prende campo, scarico Colletta, Murilo sulle sue tracce, Stigliano in verticale direttamente da Colletta che ci arriva di testa col pallone che è andato molto molto vicino alla copertura del pala maggiore senza però toccarla. Rocia con spazio, prova a giocare, scarico per Murilo che non passa per il buon lavoro da parte di Tommaso Colletta, rimessa laterale in favore dell'84. Murilo, Raguso, Osico, Murilo, rischia un po' e perde il pallone, lo ritrova Botta che aspetta, attaccato da Rocia, riparte poi da Colletta, da Mateus, Guerra, attaccato da Murilo, rischia anche sulla pressione di Rocia, Guerra deve andare in verticale direttamente da Osico, Raguso in verticale per la corsa di Osico, legge Botta, pallone in verticale giocato da Mattia Raguso, complicato riuscire a trovare quella linea di passaggio. Botta attaccato da Osico, poi Stigliano in verticale, legge bene questa volta Raguso, Braga con spazio, va da Murilo, palla centrale per Braga, Colletta gliela porta via, Botta con calma lascia scorrere il pallone direttamente in out. Cambio di lato, Colletta scappa e torna da Botta, Braga ci mette il piede e recupera il pallone, sempre Braga, duello fisico con Botta, poi riparte da Osico, Murilo, Osico, difesa bassissima del Benevento, Raguso, Osico, guarda la porta per un attimo, poi decide di cambiare lato, Raguso con spazio, calcia sul secondo palo,
l'ha toccata un giocatore del Benevento, sarà angolo per l'L84 con Raguso che saggiamente era andato rasoterra sul secondo palo cercando di trovare Braga, un po' schiacciato sulla porta di Matteus. Raguso, Murillo Schiocchè, Raguso, ancora Osico, isolamento con Colletta, finta di Osico, rientra, doppia finta, si muove Braga, Osico non suola e sceglie Raguso che guarda la porta, questa volta ci mette bene il piede Stigliano. Botta si prende una licenza, sempre Botta, scappa dalla pressione di Raguso, alla fine c'è il tocco di Mattia Raguso sul capitano del Benevento, punizione in favore dei giallorossi, terzo fallo dell'84, ha rischiato tanto Botta, alla fine è stato però bravo a guadagnare una punizione preziosa. Fuori Raguso e dentro Rescia. De Crescenzo sul punto di battuta. Botta, si stacca Matteus, Coco lo insegue, sempre Matteus con il destro, onde evitare rischi, direttamente in out. Elaborata in maniera complicata questa uscita palla col portiere per il Benevento, ringrazia l'84. Coco da Rescia. Osico, Rescia, lascia lì il pallone per De Crescenzo che si dispera perché avrebbe potuto imbolarsi verso la porta di Fabio Tondi in un 1 contro 0. Che rischio per l'84. Osico scappa in banda, alla fine c'è il tagliafuori da parte di Arvogno con un'occhiataccia di capitano Osico. Palla in out, alla fine buon lavoro comunque da parte del Benevento con la prima linea che guadagna la rimessa. De Crescenzo in verticale, Arvogno attaccato da Rescia, si gira e riparte da Botta. Colletta, isolamento con Coco, poi si riparte da Botta. Pallone in verticale, De Crescenzo lotta con Osico che gliela porta via. L'ultimo tocco è del numero 6 del Benevento, secondo Plutino. La rimessa è in favore dell'84. Osico, bella palla in verticale per la corsa di Coco che non può arrivarci. Bella l'idea sull'asse Osico-Coco. Respira il Benevento. 3:45 alla fine del primo parziale, 1-0 in favore dell'84. De Crescenzo, Colletta, rientra e riparte da Botta. Arvogno, Botta, Colletta, alza il pallone dove non c'è però nessuna maglia giallorossa. Tondi esce e fa sua la sfera. Rescia, Osico, Coco, Rescia, si butta nello spazio Osico, Coco, Braga, fuori dai blocchi, riceve e scarica, ancora per Coco. Osico si prende l'isolamento con De Crescenzo, poi riparte però da Coco. Palla in angolo da Braga, prova a girarsi, sempre Braga, vuole il fondo, lavora però bene Colletta nel post di destra, angolo per l'84 a 3 minuti spaccati dalla sirena del primo tempo. Coco sul punto di battuta, palla dentro verso Rescia, letta bene da Botta, con Rescia che cercava il gol acrobatico, gol che gli è già riuscito diverse volte con questa giocata nella scorsa stagione. Osico va a prendere un po' di fiato, dentro Tuli che riceve, poi va in verticale da Braga che si impegna ma non riesce a tenere sul terreno di gioco il pallone. Botta con calma, lascia lì a Milucci appena entrato. Anche questo è il motivo per cui l'84 ha voluto con forza l'arrivo di Lucas Braga a Torino. Tanta esperienza, ottimo fisico e soprattutto tanta voglia di sacrificio. Matteus alza il pallone, buono il suggerimento per Arvogno che prova a calciare, centra Rescia, guadagna per una preziosa rimessa laterale vicina a parete di un calcio d'angolo. Resta avanti il Benevento in questo finale. Palla fuori, Botta guarda la porta e poi sterzata, sempre Botta, scarico De Crescenzo, Botta scappa e fa uscire l'84, Milucci da Matteus. Botta
Milucci chiama il cambio Tuli e poi De Crescenzo. Milucci, Arvogno, attaccato troppo forte però Milucci. Quarto fallo dell'84, 2 minuti e 10 dalla fine del primo tempo, uscita bene il Benevento dalla pressione della prima linea dell'84. Fuori Coco e Braga, dentro Rocia e Fortini. Botta in verticale, ancora Arvogno a lottare con Rescia, poi Milucci. Botta, De Crescenzo attaccato da Fortini. Botta in verticale, esterno di Arvogno, non può arrivarci De Crescenzo. Gioca Fortini, Rescia, Tuli scappa dalla pressione di Milucci, poi Fortini con una prateria. Rescia, ecco Rocia, si sgancia Tuli, Rocia passa, poi Solata per Rescia che va da Tuli, imbuca il pallone per Fortini, miracolo di Matteus che la toglie da dentro la porta. Bellissima azione dell'84, Matteus in spaccata sul secondo palo dopo il suggerimento e il piattone di Giuliano Fortini. Bella parata per il numero 1 del Benevento. Palla centrale da Rocia che non aggancia, Matteus con le mani. Milucci, botta, De Crescenzo, il pallone però è uscito. Rimessa e possesso per l'84. Tuli gioca, Fortini con calma riparte da Rescia. Rocia, questa volta c'è il raddoppio da parte di Milucci. Ancora Rocia, vorrebbe un movimento, una giocata per un possibile scarico, anche per provare ad andare alla conclusione. Rocia riparte, Rescia lascia lì a Tuli che scava dietro per Fortini che prova addirittura a calciare, il pallone se ne va direttamente in out. Fortini da Rescia, Tuli di prima in verticale, legge bene Botta che raccoglie, prende campo Botta, sgasa Botta, vorrebbe lo spazio per la conclusione, chiuso da Osico. La rimessa in favore del Benevento, l'ultimo tocco è stato chiaramente di Giuliano Fortini, non di Osico, che in questo momento è in panchina. Luci palla fuori, Botta calcia male, Tondi con un rimbalzo stranissimo sul parquet del Palamaggiore, alla fine con la mano di richiamo deve allungare il pallone direttamente in calcio d'angolo. Milucci sul punto di battuta, palla sopra, di testa bene Fortini che allunga la traiettoria del pallone. Botta ci arriva prima di Rescia, prova a scappare dalla pressione prima di Rescia e poi di Fortini trovando bene De Crescenzo. Tunnel e si riparte da Botta. Milucci cerca uno scarico, lo trova in Botta. Ultimi 10 secondi di gioco. Arvogno da Matteus. Milucci rischia un po' sulla pressione dell'84, alla fine Arvogno. E poi suona la sirena, luci spente per la prima frazione di gioco al Palamaggiore di Leni. 1-0 in favore dell'84 dopo i primi 20 minuti di gioco effettivi. La decide fin qui Vinicius Rocia. Uffici o anche chiese. Ambito arredamento, lavoriamo a stretto contatto con mobilifici e arredatori per integrare all'interno dei mobili l'illuminazione. Ma esattamente come in ogni sport abbiamo deciso tutti di lavorare sotto un'unica squadra, Elitech. Seguiamo i nostri clienti step by step, dalla scelta dell'effetto luminoso fino alla definizione dei corpi illuminanti e al montaggio Futsal degli People, stessi. siamo tornati in diretta dal Palamaggiore di Leni, dove è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di L84 Benevento, con l'L84 avanti per 1-0 dopo i primi 20 minuti effettivi di gioco. La decide fin qui Vinicius Rocia con il suo primo gol italiano, gol nato dalla più classica delle giocate del pivot brasiliano. Palla in banda, retta, si cerca lo spazio per far esplodere il mancino, e che mancino, nulla da fare per Matteus che è stato impegnato
in 2 parate di rilievo durante la prima frazione, così come Fabio Tondi dall'altro lato. Benevento che si è difeso ed ha provato a ripartire in transizione quando possibile, trovando comunque delle azioni importanti per mettere in difficoltà l'L84. È chiaro che manchi qualche rotazione questa sera alla squadra giallorossa, con mister Centonze che non può schierare giocatori di rilievo come Ramon e Lollo Suaso, ma ci siamo, squadre schierate sul parquet. C'è un problema con la porta che in questa frazione di gioco sarà di Matteus, con il primo arbitro Plutino a sincerarsi delle condizioni, credo, della rete della porta del Benevento. Ma ci siamo, ora sì che è tutto pronto sul parquet, si attende solo l'ok da parte della terna arbitrale che sancirà l'inizio della seconda frazione di gioco. Fischio che arriva, via, si parte, andiamo, buon divertimento col secondo tempo dell'84 Benevento, con l'L84 che gira il primo pallone. Murillo, scarico Tondi, che prova ad andare da Rescia, impreciso, risale il campo il Benevento, che è partito con Matteus, Botta, Stigliano, Arvonio e Milucci, mentre l'84 con Tondi, Rescia, Rocia, Tuli e Murillo Schiocchet. Prova a calciare Stigliano, il pallone resta lì, Tuli cambio lato, direttamente in out. Botta, Milucci, Botta in verticale, Rescia lotta con Arvonio, poi scarico, Botta, Milucci, palla centrale, buona per Stigliano che manda in profondità, ancora Milucci, Tondi con un miracolo, poi il tocco di Rescia, rimettere in moto Murillo che aspetta e prende campo. Tuli, finta di Tuli che rientra, lascia lì per Murillo, palla in angolo da Rescia che prova ad andare dentro, Milucci isolamento in metà campo con Rocia, sempre Milucci in verticale, palla imprendibile per Arvonio che non può arrivarci, respira l'84 che gioca. Murillo, Rescia in verticale, legge Botta, legge a sua volta Rescia, non se n'era accorto Rocia, Matteus e poi Botta. Arvonio, Rescia di testa, ripulisce solo per un attimo, palla in out, Stigliano, Botta, Milucci, poi Arvonio, Tuli legge l'imbucata centrale, Tondi con calma, sbaglia ancora una volta il tocco col mancino, sempre alla ricerca di Tuli, Milucci sul punto di battuta. Un po' di confusione in questo avvio di secondo tempo in casa all'84, vediamo se il Benevento riuscirà ad approfittarne, trovando il gol del possibile pareggio. Benevento che dicevamo ha trovato delle buone trame nella prima frazione, difendendosi con ordine, poi cercando di ripartire in transizione quando possibile. Arvonio perde il contatto col pallone, poi Tuli lotta, alla fine la sfera esce dal terreno di gioco, la rimessa è per il Benevento. Che gioca, Botta, scarico, ancora Botta, Milucci, palla in verticale sulla parallela per Stigliano, contratto da Rocia, rimessa per il Benevento. Milucci sul punto di battuta, palla fuori e poi nuovamente Milucci, imbucata, letta da Rocia, se ne va il pallone, rimessa Benevento. Botta, prima linea molto alta dell'84, Milucci di prima in verticale, si impegna Arvonio ma non può arrivarci. Respira e riguadagna il possesso dell'84 dentro Osico. Rescia e poi Murillo in verticale, centra Milucci, poi Tondi a sua volta lungo da Rocia che mette giù con il petto, Botta col ginocchio direttamente in out, cenno d'intesa e rimessa per l'84.
Murillo al limite dei 4 secondi deve tornare da Fabio Tondi. Murillo, Rescia, Murillo, sfida Milucci, poi riparte da Rescia, palla in verticale da Rocha che lascia scorrere per Murillo che non riesce a controllare. Botta, poi Milucci, prima linea molto alta dell'84, Milucci senza frondoli, direttamente in out, sulla pressione altissima della squadra di mister Paniccia. Murillo sul punto di battuta, palla dentro per Osico che calcia, deviazione, sarà calcio d'angolo in favore dell'84 sulla conclusione di controbalzo di Osico che centra Stigliano. Sempre Murillo sul punto di battuta. Palla sopra, ancora per Osico che non si coordina bene, non trova lo specchio della porta. Buona giocata da calcio d'angolo, applausi per capitano Osico. Stigliano, poi Arvogno, cambio di lato, Milucci, Botta, Stigliano, Botta, poi Arvogno attaccato da Rocha, va giù, c'è fallo, il primo della seconda frazione di gioco. C'è bisogno dell'ingresso dello spazzolone sul parquet del Pala Maggiore di Leini. (3:10) se ne sono andati nel secondo tempo, sempre 1-0 per l'L84. Botta da Milucci, controllo non perfetto, recupera Fortini, poi Rocha trattenuto e c'è il primo fallo anche del Benevento, giallo in arrivo per Milucci. Punizione da una posizione interessante per l'L84 con Osico sul punto di battuta. Attenzione alla doppia linea formata da Fortini e Rescia. C'è il fischio. Osico va da Rocha che suola, poi torna da Osico, imbucata, non passa il pallone. Milucci prova a spingere la transizione, aspetta Botta che riparte saggiamente da Arvogno. Botta, Milucci, Botta, Stigliano in verticale, doppio rimpallo, esce la sfera, sfortunato il numero 7 del Benevento, rimessa per l'84. Rescia, Fortini, Osico, riparte da Fortini, Rocha, nasconde il pallone e cambia lato per Osico che rientra, guarda la porta, Matteus in qualche modo, poi Fortini, toccato da Matteus ed è calcio di rigore in favore dell'L84 dopo la parata di Matteus sul rimpallo, il tocco sulla gamba destra di Giuliano Fortini. Dopo 4 minuti, rigore per l'L84. Rivediamo, Osico rientra, calcia, Matteus non perfetto, poi Fortini si allunga sul pallone, lo tocca per primo, Matteus lo trattiene con l'attacco al pallone e rigore per l'L84. Dentro Luberto per difendere il tiro di rigore, andrà però Rocha dal dischetto, con Luberto che avrebbe avuto la possibilità chiaramente di neutralizzare uno dei suoi ex compagni con qualcuno che magari conosce molto molto bene. Invece andrà Rocha, colloquio tra Matteus e mister Centonze. Ma ci siamo, Rocha sul punto di battuta. Ma Rocha, Luberto bravissimo a dire di no a Vinicius Rocha,
Che parata di Giorgio Luberto, che ora deve forzatamente restare tra i pali. Gioca l'L84, super parata di Giorgio Luberto. Osico rientra, doppia finta di Osico, prova a calciare ancora Luberto molto bene, poi prova ad autolanciarsi Arbogno, tocca Osico, palla in out, vola al cambio Luberto, protagonista di questa parata su Vinicius Rocha. Palla in avanti, Arbogno la mette giù molto bene, poi scivola, l'ultimo tocco di Maxi Rescia, la rimessa per il Benevento. Si resta quindi 1-0 in favore dell'84. Dopo un episodio che avrebbe potuto far variare il tema della partita, gran parata ancora una volta, lo diciamo, di Giorgio Luberto su Vinicius Rocha. Osico. Raguso appena entrato, Osico. Sfida Guerra. Lavora per lui Fortini, palla centrale Letta, possibile transizione del Benevento con Stigliano che cambia lato, De Crescenzo rinviene l'84, Raguso lavora bene e protegge un pallone delicatissimo guadagnando la rimessa dal fondo. Tondi Osico, 4-0 per l'84, dentro anche Coco. Raguso, bella palla in verticale per Osico, si butta dentro Raguso, cambio di lato, Fortini, controllo non perfetto, prova ad autolanciarsi Fortini, Matteus la tiene. Botta. Stigliano. Botta. Scava il pallone. Trovando la deviazione di Mattia Raguso, anzi no. Secondo i direttori di gara la rimessa è per l'84, c'è un'intesa poi tra Fortini e Stigliano. Gioca Osico, Raguso, Coco. Scava il pallone in parallela per la corsa di Raguso, taglia fuori preciso di Botta che lascia scorrere il pallone direttamente in out, respira il Benevento che pochi istanti fa ha corso un brivido enorme lungo la sua schiena col rigore di Vinicius Rocha, neutralizzato da Giorgio Luberto. Guerra in verticale, Fortini lavora su De Crescenzo, due volte, alla fine Raguso raccoglie, suolata De Crescenzo tocca, il pallone non è uscito. Raguso ancora una volta a lottare contro il numero 6 del Benevento, rimessa per i giallorossi che prendono spazio e campo. Guerra Stigliano, Guerra. Passa su Coco. Ancora Guerra. Botta. Cambio di lato per andare da Stigliano. Isolamento con Fortini, sfida tra numeri 7. Stigliano vuole passare, vuole il fondo, Stigliano calcia male col sinistro. Non c'è stata deviazione. Anzi sì, da parte di Giuliano Fortini. Col pallone che se n'è andato sull'esterno della rete. Angolo per il Benevento. Botta dentro, legge Coco, palla in out, non può arrivarci Fortini. Altro possesso per il Benevento. Che gioca. Botta, rischia un po' sulla pressione di Fortini, si rifugia da Matteus. Palla in avanti. Tondi la blocca. Poi va subito da Raguso per spingere la transizione possibile con un 4 contro 3. Coco. Cambio lato. Osico. Isolamento con Stigliano. Rientra suolata per Coco un po' troppo lunga, Coco ci arriva solo per un attimo, Stigliano raccoglie il pallone, prova ad autolanciarsi, tocca la sfera a Giuliano Fortini che difende ancora una volta molto molto bene, la rimessa però è per il Benevento. Botta. Prova ad andare in verticale, De Crescenzo bene, alla fine Coco di cattiveria, rimpallo e poi Guerra, scarico, Botta. Guerra. Matteus. Colletta. Scappa dalla pressione di Raguso, tacco buono per Guerra, che sfida Fortini, rientra Guerra, 1 contro 3, sempre Guerra, trova De Crescenzo. Che prova a sfidare Osico, lotta poi con Coco che va giù, ancora Osico, gliela porta via, si gira bene Osico, doppia finta,
lavora per lui Coco, lascia lì il pallone Osico, ecco Coco, prova il tunnel ma De Crescenzo gliela porta via, alla fine Coco lotta e raccoglie. Raguso dentro Rescia, subito cercato da Osico. Coco, palla centrale che non può raggiungere Osico, ancora Coco, lavora bene, poi Rescia, si lotta, Coco raccoglie e trova Raguso. Osico, Raguso, Osico, Coco, prende spazio, Fortini, suo lato e destro, anzi Rescia, non trova però lo specchio della porta, Colletta si autolancia molto bene, deve uscire Tondi, puntuale direttamente in out. Dopo la conclusione di Maxi Rescia, transizione del Benevento. Dentro Tuli e Braga. De Crescenzo sul punto di battuta, palla fuori per Botta. Guerra, isolamento con Tuli. Botta. Colletta, prova a lavorare su Raguso, scappa Colletta, Botta. Guerra in verticale, non può arrivarci De Crescenzo, palla in out, rimessa per Fabio Tondi. Tuli, Rescia, Raguso, rischia, trova la deviazione che stava cercando, poi Tondi e Tuli. Raguso, Rescia, in verticale per Braga che regge e aspetta l'arrivo di Tuli, poi riparte da Raguso che guarda la porta, calcia Raguso con la puntata, non trovando però lo specchio della porta, sì la deviazione, sarà angolo in favore dell'84, tocco che se c'è stato è stato molto molto leggero da parte di Guerra, comunque angolo per la squadra di mister Paniccia con Tuli che raccoglie il pallone. Palla sopra verso Raguso, al volo Matteus ancora una volta molto molto bene, pallone è uscito, sarà rimessa per l'84, occasione per Mattia Raguso. Tuli da Braga, si muove Tuli, Braga calcia, deviazione di Guerra, poi De Crescenzo deve lottare con Rescia, scivola dopo il tocco di Maxi Rescia, fallo del numero 5 dell'84 e punizione in favore del Benevento. Botta lunghissimo, onde evitare rischi, Colletta non può arrivarci, si era alzata tantissimo la prima linea dell'84. Murilo Tuli, Rescia, ancora Murilo, Rescia, Tuli, suo lato e trova bene Murilo che va in verticale da Braga che deve reggere questo pallone, si gira Braga, scarico per Tuli, ancora Braga, prende spazio per i centrali, scarico Rescia che prova a imbucare sul secondo palo, si era fermato Tuli, non credendo a questa soluzione da parte del numero 5 dell'84. Con tutta la calma del mondo De Crescenzo a raccogliere il pallone, poi sarà Matteus a rimetterlo in gioco, mentre la Meta, campione d'Italia, sta vincendo per 3-1 contro la Came, Napoli in vantaggio per 1-0 sul Cosenza, 0-0 tra Sandro Abate ed Ecositi Genzano, mentre la Roma ha battuto per 5-3 Little Service Pesaro, al paloggiata, Braga con spazio, Braga, Matteus in due tempi la fa sua, sollecitato negli ultimi minuti il portiere del Benevento, Braga raccoglie, Rescia di prima da Tuli, isolamento con De Crescenzo, sfida tra numeri 6, si muove Braga, ignorato, Rescia, Tuli, ecco Braga, spazio per Braga che non può calciare, lavora ancora una volta bene, ora sì che parte il destro, deviazione, De Crescenzo lotta con Tuli, raccoglie e punta lo stesso Tuli, se ne va bene De Crescenzo che prova a prendere il campo, trattenuto da Tuli, giallo, fallo speso alla grande dal numero 6 dell'84.
dopo la bella giocata di De Crescenzo. Punizione per il Benevento, se la ride De Crescenzo, che aveva trovato un'ottima soluzione in 1 contro Tuli, che saggiamente ha speso il fallo ed il giallo per fermare la transizione 1 contro 0 del numero 6 del Benevento, inquadrato. Si può giocare. Botta. Cambio lato Colletta. Isolamento con Murillo, ma si riparte da Botta. In verticale. Milucci lascia lì per Colletta, che calcia forte, centrando però Maxi Rescia. Palla in out all'altezza del tavolo del crono. Con Colletta che raccoglie. De Crescenzo in verticale da Milucci. Botta. Colletta di prima, la voleva addosso De Crescenzo, ha cercato invece la profondità Tommaso Colletta. Tondi da Osico. Murillo. Bella palla in parallela per Osico, che prova a cambiare tutto. Rescia la tiene, deve scappare però dalla pressione. Murillo e Osico. Murillo in verticale da Braga, che regge su Botta, poi finta e riparte da Murillo. Osico sfida De Crescenzo, rientra Osico con spazio, calcia Osico, ancora Matteus a metterci le mani, poi De Crescenzo regge un pallone complicato e trova bene Milucci. Doppio tocco, la sfera forse è uscita, anzi no, sarà semplice rimessa laterale per l'84. Altra buona parata da parte di Matteus sulla conclusione da parte di capitano Osico. Murillo calcia, centra la barrierina, ancora Murillo. Senza ritmo, palla in out e time out chiesto da mister Centonze. Stop sul parquet, stop anche per noi. Suona la sirena che richiama in campo le due squadre. 1-0 in favore dell'84 quando mancano poco più di 9 minuti alla fine della partita. Tante occasioni in questa seconda frazione di gioco per i verdeneri, che hanno trovato sempre però un prontissimo Matteus sulla propria strada, e sfida che dunque rimane apertissima, con il Benevento che resta aggrappato al risultato. Milucci attaccato forte da Murillo. Botta di prima in verticale, Rescia in anticipo, palla in out, l'ultimo tocco e di un giocatore del Benevento. Si gioca Osico, è stato Arvogno a toccare per ultimo la sfera. Murillo male, regala il pallone ad Arvogno. Stigliano calcia molto male col sinistro, troppo alto. Tondi da Murillo. Rescia. Osico di prima da Murillo, bellissima palla. Murillo in palleggio, non passa su Botta che legge benissimo la situazione. Alla fine entra troppo forte Maxi Rescia. Quarto fallo dell'84. Fuori Braga, dentro Rocia. C'è ancora bisogno dell'ingresso dello Spazzolone. Vi ricordo che dal quinto fallo in avanti ogni frazione verrà punita con un tiro libero. Con l'84 che ha 8,41 dalla sirena finale si avvicina pericolosamente al bonus.
Botta, Milucci, palla di ritorno imprecisa di Botta che regala il possesso all'84. Rocia, si muove Murillo, zona del Benevento a chiudere il mancino a Rocia, che vorrebbe il tempo giusto per la giocata. Vede Rescia, Osico prova a sgasare, vuole il fondo, mette dentro, Milucci in qualche modo in palleggio, il pallone resta lì, alla fine può distendersi il Benevento con Arvogno che prende campo e calcia, doppia deviazione, alla fine Rocia lotta e riconquista il pallone. Sempre Rocia, Murillo, Osico, Rescia in verticale per Rocia, si riforma la zona del Benevento, scarico, calcia Rescia, deviazione e palla in out, angolo per l'84 sul destro di Maxi Rescia. Con calma Osico a raccogliere il pallone, ad incaricarsi della battuta del calcio d'angolo. Palla fuori addirittura da Tondi, non c'era spazio per servire Murillo con la palla sopra. Osico porta a spasso il pallone, prova a sgasare, sempre Osico, alla fine non trova Maxi Rescia, ma Arvogno vince a rimpallo Rescia, 2 contro 2, possibile per l'84. Rocia scivola dove era stato passato pochi istanti fa lo spazzolone, sfortuna per Vinicius Rocia e spazzolone richiamato sul parquet. Intanto fuori Rescia, dentro Mattia Raguso. Palla in verticale, letta da Osico. Tondi, uno sguardo in avanti e il pallone segue lo sguardo. Matteus molto bene. Botta, possibile 4 contro 3 per il Benevento. Si stacca Raguso, cambio di lato. Milucci di prima con una bella idea. Non preciso però il tocco per Stigliano. Fortini, Osico. Fortini Osico, ancora Fortini. Prende spazio Fortini e rompe la difesa del Benevento. Poi cambio di lato, un po' arretrato per Osico. Rocia, sempre in quella zona. Si muove Raguso. Rocia finta e scarico per Osico, di prima da Fortini, che prende campo, calcia Fortini sul primo palo, non trovando però lo specchio della porta. Non c'è stata deviazione, semplice rimessa al fondo per Matteus, che comunque sembrava in territorio. Fortini sul punto di battuta, dentro Guerra, fuori Milucci. Palla in verticale, imprendibile per chiunque, respira il Benevento. Botta in verticale, legge bene Raguso che la mette giù con il petto, poi cambia bene lato per Rocia. Rocia finta, non trova però il controllo col pallone. Botta con calma, lascia scorrere in rimessa dal fondo. Buona lettura di Mattia Raguso, poi Rocia prova la doppia solata, manca quella col destro. Matteus alza il pallone, letto ancora una volta bene da Raguso, che col ginocchio trova Osico. Rocia con spazio, Rocia, destro di Rocia, ancora Matteus a dire di no alle conclusioni dell'84. Si era lanciato come un fulmine Mattia Raguso sul secondo palo, è arrivato con un attimo di ritardo, non arriva dall'inquadratura, non arriva in quella zona di competenza. Raguso sopra verso Fortini, Guerra ci mette molto bene il piede, con Fortini che era in ritmo per provare a calciare al volo. Sempre Osico sul punto di battuta. Palla dentro, legge Guerra che scaraventa il più lontano possibile il pallone. Tondi vola al cambio Osico, anzi no, aspetta. Raguso in verticale per la corsa di Fortini, non si capiscono i due. Ora sì che va al cambio il capitano Sigo. Dentro Tuli, Stigliano, Botta,
prova a scappare sulla pressione di Rocha, il pallone è in campo, ancora Botta, c'è il fischio, quinto fallo dell'84, altro ottimo lavoro in fase di costruzione da parte del Benevento, con Arvogno che prende un altro fallo prezioso quando sono 5:41 minuti alla fine della partita, 1-0 per l'84 ma con 5 falli. Gioca Botta per Stigliano e l'84 in bonus. Guerra sfida Tuli, scarico per Botta, Arvogno attaccato da Raguso, Guerra non passa su Tuli, raccoglie bene Raguso, 2 contro 1, Raguso fino in fondo con lo scavetto, non trova però lo specchio della porta. Ottima lettura di Mattia Raguso, meno la conclusione. Respira ancora una volta il Benevento. Guerra, Botta, Stigliano in verticale, Raguso di testa direttamente da Rocha che mette giù col petto e poi ammortizza per Tuli. Tondi, ancora Tuli, regge sulla pressione di Guerra, poi va giù 2 volte Tuli, lotta da terra, arriva il fischio da parte del direttore di gara, fallo anche su Tuli, terzo del Benevento. Gioca Tuli in verticale per Rocha, prova a sgasare sempre Rocha, alla fine lo contrae Botta che ribatte anche il sinistro di Vinicius Rocha, rimessa all'84. Tuli sul punto di battuta, Fortini in post, Tuli e Rocha, può guardare la porta, sfida Arvogno, poi si mette nella solita posa e prova a ripartire, tocca Guerra che spinge la transizione, 2 contro 2 per il Benevento, sempre Guerra fino in fondo, Raguso molto bene con il petto, in scivolata a dire di no al possibile 2 contro 2 del Benevento. Palla fuori per Arvogno che calcia, altra deviazione, altro giro dal corner per il Benevento. Pronti 3 cambi per l'84, pronto anche Milucci con la maglietta da portiere in movimento sulla panchina del Benevento. Palla dentro, letta da Raguso che può spingere la transizione, 4 contro 2 possibile per l'84, cambio di lato da Fortini, Fortini! Ancora Matteus a tenere a galla il Benevento, palla fuori, Tuli calcia, centra Arvogno, Fortini lascia scorrere. Palla fuori, Tuli, gran parata ancora una volta da parte di Matteus. Botta legge e provvede, 2 contro 2, ancora una volta. Rientra Botta, non ha spazio per far partire il destro, ora sì, centra Raguso, pallone si impena, alla fine Raguso allontana ancora una volta la minaccia, Botta scappa ancora dalla pressione di Raguso, poi Matteus in verticale, Guerra si impegna ma non ci arriva, dentro Colletta. Triplo cambio per l'84, fuori Rocha, Raguso e Giuliano Fortini, dentro Osico, Braga e Maxi Rescia. Tuli, Rescia in verticale da Braga che si gira, sempre Braga, scarico per Tuli, calcia Tuli, in bocca Matteus che spinge subito la transizione. Stigliano non ha il motorino e non può arrivarci, respira l'84. Rescia in parallela per Osico che poi va bene da Braga. Braga finta, calcia Braga, ancora Matteus, MVP del secondo tempo per distacco del Benevento, Dias Rocha Matteus, altra grandissima parata su Lucas Braga. Palla dentro da Braga che calcia, ancora Matteus a dire di no a Lucas Braga, paratissima del portiere del Benevento. Ancora necessario l'ingresso dello spazzolone, sudatissimo Dias Rocha Matteus, sollecitato e non poco in questa seconda metà di secondo tempo dai giocatori dell'84, sempre pronto il portiere del Benevento. Palla centrale, ma non è arrivato il fischio da parte del direttore di gara.
con Rescia che comunque non era riuscito a trovare la porta da 0 metri. Vorrebbero ancora l'ingresso dello spazzolone i giocatori del Benevento, con Sgueglia che fa notare che è appena entrato. Osico a colloquio con Matteus. E da battere il calcio d'angolo. Matteus vorrebbe ancora una volta l'ingresso dello spazzolone, ma si deve giocare. Palla dentro, letta da Stigliano. Sempre Tuli, palla fuori per Braga che si rifugia da Tondi. Osico. Rescia con un po' di spazio. Palla centrale per Braga che la tocca in qualche modo per Tuli, che lotta con Colletta, che lavora bene, rimessa per l'84. Palla fuori, Osico. Può sfidare Arvonio. Rientra Osico. Surplus, ancora Osico calcia. Tuli con un po' di spazio, non controlla, poi deve scappare dalla pressione e alla fine si rifugia saggiamente da Fabio Tondi. Rescia col tacco, Botta ci arriva prima di tutti. Arvonio da Matteus. Lungo ancora una volta, Tondi la fa sua. Osico scappa indietro Colletta. Osico, isolamento con le 77, rientra Osico, calcia Osico, lavora bene Colletta, poi Rescia al volo. Più per evitare una possibile ripartenza che per creare qualche pericolo a Matteus. Sempre pronto Milucci con la maglietta da portiere di movimento sulla panchina del Benevento. Vediamo quando mister Centonze deciderà di inserire il quinto giocatore di movimento. Matteus, Botta. Stigliano, Botta in verticale, Rescia di testa, cambio di lato per andare da Murillo, in palleggio prova a sgasare Murillo sulla banda di destra, alla fine il pallone esce, l'ultimo tocco è di un giocatore del Benevento, sarà rimessa per l'84, vicina parente di un calcio d'angolo con Murillo Schiocchè sul punto di battuta. Palla fuori, Rescia, Osico, isolamento con Stigliano, Osico rientra, calcio Osico, deviazione e altro giro dal corner per l'84 a poco più di 2 minuti dalla sirena. Verdeneri sempre avanti per 1-0 con Matteus protagonista in questi ultimi istanti di gioco. 2 o 3 parate importanti del portiere del Benevento. Osico, palla sopra verso Braga al volo, centra Botta, palla in out e un assedio quello dell'84, si difende con ordine il Benevento. Rescia, Murillo, Osico, Braga prova a girarsi, lavora Botta, sempre Braga trattenuto, c'è il fischio da parte di Sgueglia e c'è la punizione per l'84, giallo per Botta che non la prende bene. Dopo la trattenuta che forse è stata reciproca tra Braga e il capitano del Benevento, sta di fatto che Braga si era girato molto bene. Sgueglia ha fischiato prima il fallo, poi ha sventolato il giallo al capitano dei giallorossi. Punizione per l'84, quarto fallo del Benevento. Rescia, Murillo in parallela per Rescia che prova a girarla, non c'è il tocco di mano da parte di Stigliano, c'era Braga però pronto sul secondo palo, chiama l'ingresso del portiere di movimento con Milucci che fa il suo ingresso sul terreno di gioco, prova ad alzare la prima linea dell'84 per evitare il possesso prolungato della squadra di mister Centonze. Ora Braga deve rinculare, aspetta l'84. 1:30 di portiere di movimento per il Benevento. Milucci, Botta che insieme a Arvonio, Colletta e Stigliano vanno a completare quella che è la piramide del Benevento. Dentro De Crescenzo, fuori Botta. Pronto anche Tuli e Raguso ad entrare per difendere il portiere di movimento, credo al posto di Murillo e di Braga.
De Crescenzo, Colletta, rotazione De Crescenzo Stigliano, palla in post, Colletta, 60 secondi alla fine. De Crescenzo, Stigliano, Colletta, ancora Stigliano, De Crescenzo, Colletta con spazio, palla in angolo, centrale Braga, Rescia con la porta vuota, calcia Rescia, non trovando lo specchio della porta, rimane strozzato in gola l'urlo dei tifosi dell'84. Maxi Rescia vicinissimo al gol del possibile KO, resta a galla il Benevento che ora ha ancora 38 secondi da giocarsi col portiere di movimento. Matteus, De Crescenzo va al cambio dentro Milucci, questa volta fuori Colletta e dentro Botta per il quinto di movimento. De Crescenzo, Botta, De Crescenzo, scarico Botta, ancora De Crescenzo, Botta, Stigliano, Botta, 15 secondi, Raguso legge, poi calcia verso la porta del Benevento, col pallone che esce ancora una volta di pochissimo. 9 secondi alla sirena, risale il campo il Benevento per l'ultimo assalto, calcia Botta, malissimo, direttamente in out. Tondi predica calma e la scaraventa il più lontano possibile. Osico di testa, non trova lo specchio della porta, manca un secondo alla sirena, ci sarà il lancio dell'ispirazione da parte di Milucci, si scaldano gli animi tra Botta e Osico, con Plutino che deve andare a fare da pacere, arriva anche Tuli a separare i due, una partita che è stata francamente tranquilla. Colletta è entrato in campo, ha rischiato il giallo, giallo che arriva invece per Osico. Da capire a chi è stato sventolato il cartellino giallo, credo Osico, perché per Botta sarebbe stato il secondo. Sì, così è. Dentro Matteus per il lancio della disperazione. Tutti in difesa della propria porta i giocatori dell'84. Un secondo alla sirena, come ha fatto ampi cenni il Crono Filippi. Matteus che, come detto, andrà a lanciare il più lontano possibile il pallone per cercare di creare un pericolo alla difesa dell'84. È chiaro che il tempo che rimane è veramente poco. Va lungo Matteus, ma suona la sirena, luci spente al para maggiore di Leini. L'84 batte per 1-0 il Benevento nella sua prima uscita stagionale, la decide il gol di Vinicius Roche nella prima frazione di gioco. L'84 che ha calciato diverse volte verso la porta di un ottimo Matteus, un Benevento che con tanta voglia non è però riuscito a portare punti preziosi a casa. Dal Pala Maggiore di Leini tutto un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.